Treni più veloci e meno inquinanti? Così dovrebbe essere. L'elettrificazione della linea Belluno-Conegliano è sicuramente a buon punto, un progetto che trova l'accordo di tutti. È importante perché ne va, spiega Alessandra Fontana della Filt CGL, della velocità ipotetica e potenziale dei treni, nonché della riduzione dell'inquinamento. Ma alla base c'è un problema non indifferente. A fronte di una modifica dei treni non è stata fatta la modifica delle infrastrutture e quella massicciata che deve tenere e sostenere il peso di quei treni. Quindi noi ci troviamo oggi zoppi, come spesso accade a questa provincia, come accade allora in altri territori. Rischiamo quindi di avere dei treni che certo saranno elettrici, ma necessariamente per poter sopportare il carico dovranno andare più lenti. Non è, spiega ancora, la mobilità che noi auspichiamo, poi aggiunge. Quindi avremo dei treni o più lenti, perché comunque saranno costretti ad andare più piano per questioni di sicurezza, perché la massicciata non è adeguata a quel tipo di treni, oppure dovremo rinunciare all'elettrico e respirare treni a diesel e francamente sarebbe l'ennesimo treno perso per la provincia. Nessun progetto ancora invece per quanto riguarda l'elettrificazione per la linea Ponte nelle Alpi Calalzo. In questo caso sorgerebbe un altro problema: le gallerie dovrebbero essere demolite e rifatte. Certo, perché ogni tipo di treno, ogni tipologia richiede un certo pavimento, chiamiamolo in termini pratici. Quello dell'alta velocità è diverso dal merci, è diverso dai passeggeri, è diverso l'elettrico dal diesel. Quindi andrebbe rifatta l'infrastruttura. Altrimenti noi troviamo dei giocattoli che durano il tempo di una campagna elettorale e che dopo rischiano solo di lasciare inefficienza su un territorio che già sta soffrendo.